La foto mostra due piccole matasse di seta gialla prodotte a Milano nel 1912 ed esposte presso il National Museum of American History a Washington. Donatore del pezzo da museo è la ditta A.P. Villa e Fratelli, il cui titolare, visto il cognome, è probabilmente di origine lombarda. Fino al 1922 il Villa fu anche direttore dell'Historic Lincoln Trust, mostrando un'ottima integrazione nel tessuto economico e sociale newyorkese. L'azienda di Broadway si occupava di importare seta grezza e lavorata da filiali che erano a Shanghai, Canton, Yokohama, Milano, Torino e Lione. Nel 1912 l'azienda aprì un mulino da seta nel vicino New Jersey. Milano era uno dei centri mondiali di produzione della seta, capace di competere con le sete cinesi, giapponesi e francesi sui mercati internazionali, Stati Uniti compresi. Ed è emozionante per noi lombardi vedere che campioni di seta milanese sono esposti in uno dei più importanti istituti di ricerca storica a livello mondiale.